Abbiamo cercato anche di fare un po' un confronto tra un inceneritore di biomasse e un impianto a metano, in quanto una delle proposte di questi impianti è il famoso teleriscaldamento. Nelle nostre case abbiamo degli impianti a metano. Quello che dovremmo fare in teoria sarebbe, se fosse vero che possiamo fare il teleriscaldamento, e qui è un se ma praticamente un no, perché dalle potenze che ci sono è impossibile avere un teleriscaldamento, almeno sia per i paesi di Sanguinetto e figuriamoci per Legnano. Comunque vediamo cosa dovremmo andare a sostituire. Qui abbiamo provato a confrontare quelle che sono le polveri emesse e le nanoparticelle. Per le polveri emesse una stufa a pellet emette 50 grammi per gigajoule prodotti, un impianto a metano 0,2. Per quanto riguarda le nanoparticelle, una caldaia a pellet, qui si nanoparticelle, quindi vuol dire il numero di nanoparticelle, dai 24 ai 52 milioni in numero per centimetro cubo. La caldaia a metano meno di 4.500, quindi diciamo che il confronto non regge. Quindi anche se ci dovessero proporre di spegnere le nostre caldaie a metano, è meglio dirgli prego, evitiamo. Sì, mi diceva Michele giustamente, nella relazione tecnica loro fanno anche riferimento che con la centrale che vorrebbero costruire a Sanguinetto eviterebbero le emissioni di una centrale a gasolio, che di fatto noi a Sanguinetto una centrale a gasolio non ce l'abbiamo, quindi non stiamo evitando assolutamente niente, anzi quella che ci costruiscono va ad aggiungersi a quello che già abbiamo. Grazie Michele. Questa è una classica, se andate anche in internet, è una classica raffigurazione di quella che è la pianura padana e il colore rosso vivo che abbiamo in pianura padana. Questo è dovuto agli ossidi di azoto. Questo perché? Perché la pianura padana ovviamente vento non ce n'è, quindi movimentazione di aria non ce n'è, c'è praticamente ristagno di inquinanti e come potete vedere appunto il rosso rappresenta le zone più inquinate e la pianura padana è una di queste, diciamo, abbiamo detto, ci siamo permessi di dire che è in pole position. Lo stesso dicasi per le polveri sottili PM10. Anche qui le zone con un maggior numero di particelle è la pianura padana, quindi ognuno poi dopo può trarre le proprie conclusioni. Questa è una slide che ci siamo permessi di rubare a due ricercatori che sono Mirko Morini e Michele Pinelli, che stanno, diciamo, supportando e collaborando con l'amministrazione di Sanguinetto per la comprensione tecnica dell'impianto che si vorrebbe costruire. Loro stessi in una presentazione che hanno tenuto a Sanguinetto quando ancora nessuno sapeva dell'impianto, ma era una riunione relativa alle energie, fonti di energie alternative, avevano già loro presentato questa slide, cioè l'impatto ambientale di un potenziale impianto. Da qui si evince che nell'arco dei 10 chilometri siamo un po' tutti colpiti o esposti da diossine PM10 e l'esposizione agli ossidi di azoto invece ha un raggio di 100 km. Questo è quello che affermano loro. Cosa dice la comunità europea? Quindi noi in teoria dovremmo un po' anche se recepire questo tipo di direttive. La comunità europea ci dice che dobbiamo mantenere la qualità dell'ambiente laddove è buona, mantenerla com'è e migliorarla negli altri casi. Quindi in teoria noi saremmo tenuti a portare avanti questo. Di fatto questo si può portare avanti nel momento in cui una fonte inquinante viene bloccata o viene sostituita con qualcosa di meno inquinante. Questo appunto non è il caso di Sanguinetto, ma qui avremmo potuto dire anche non è il caso di Legnago, in quanto non andiamo a sostituire niente, e questo è da ribadire perché è un caposaldo che nessuno può contestarci. Non andiamo a sostituire alcuna fonte di inquinamento, anzi, altro punto, nel momento in cui ci vengono a dire che tali impianti inquinano meno di una superstrada, inquinano meno di un'autostrada, inquinano meno di altri siti produttivi, questo è meglio, anzi sarebbe bene che non lo dicessero più, in quanto intanto l'autostrada ce la costruiscono e poi comunque non vuol dire che perché una cosa è meno inquinante possiamo farla, perché questo è un concetto che penso che tutti di noi possano capire che è sbagliato.
Dopodiché un'altra cosa, appunto, questo impianto, come abbiamo già detto, è una tecnologia fortemente inquinante e a basso rendimento, quindi produciamo tante emissioni per ottenere in termini di energia elettrica gran poco. Un altro aspetto che è importante, che lo impariamo bene, perché nel momento in cui ce lo presenteranno e ce lo illustreranno ci colpirà, sono i famosi limiti di legge. Allora, per quella di Sanguinetto e penso anche per quella di Legnago, ovviamente l'impianto verrà costruito all'interno dei limiti di legge, e questo è ovvio perché altrimenti la regione non darebbe mai l'assenso alla costruzione. Ma cosa vuol dire limite di legge? Limite di legge vuol dire quello che è permesso dalla legge per le tecnologie al momento disponibili per la misurazione della determinata sostanza. Qui vi abbiamo portato l'esempio del benzene, che ci è venuto bene. Nel 1946 aveva un certo valore, come vedete nel 94 ne ha uno 100 volte più piccolo, e così di seguito. Questo vale anche per le famose nanopolveri, microparticelle, PM10, PM2, PM2,5. Quello che ci indica la legge al momento è quello che gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione per la tecnologia che abbiamo adesso ci consentono di misurare. Quindi il fatto di essere all'interno dei limiti di legge assolutamente non ci garantisce che siamo di fronte a un qualcosa che garantisce e tutela la nostra salute. E questo, con un esempio che è a tutti familiare, sono i famosi limiti di legge per le emissioni degli scarichi, quindi le polveri sottili. Esempio città di Verona. E città di Verona, ma ultimamente si legge anche sui giornali, anche le nostre zone. Già nel 2009, già a marzo, si erano esauriti i famosi 35 giorni all'anno di sforamento previsti dalla legge. Nel primo mese del 2010, quello che è apparso sui giornali, che su 20 giorni di misurazione già 10 erano sforati, quindi aspettiamo i 365 giorni e potremo aggiornare questa slide. E veniamo un po' ad alcune considerazioni più tecniche, senza con la pretesa di volerle commentare, che vengono direttamente dalla relazione tecnica di termomeccanica inerente alla centrale di Sanguinetto. Qui diciamo non c'è molto da commentare, nel senso che si commenta già da sola, perché loro stessi qui ci pongono quelli che sono le emissioni, pur tralasciandone alcune, ma lasciamo stare, quelle che loro ritengono le più importanti, quelli che sono i valori garantiti dall'impianto, quelli che sono i limiti di legge. Se noi andiamo a vedere un valore complessivo, avremo 2,3 tonnellate all'anno di polveri totali, avremo valori elevati anche di diossidi di azoto, diossidi di zolfo, di acido cloridrico. Alla fine quello che mi premeva farvi notare, al di là di tutti gli altri, che se noi diciamo tonnellate uno potrebbe impressionarsi, poi magari bisogna fare anche dei confronti, è la percentuale e il valore di diossine. Perché? Perché pur sembrando 46 grammi anno, e siccome ci sembrano un'enormità, anche lì avevamo messo dei punti di domanda, perché sono un'enormità. Perché un solo grammo di diossina rappresenta la dose annua per 4.500.000 persone, da quello che abbiamo tratto un po' da studi e da quello che ci ha confermato anche il professor Tamino. Quindi vuol dire un'esposizione veramente enorme, quindi o hanno sbagliato qualcosa, oppure se è così è veramente da preoccuparsi. Questo perché? Perché la diossina, a differenza di altri inquinanti, la diossina si accumula per 20 anni, quindi non è qualcosa che si dissolve, che si cancella, si elimina, si accumula per 20 anni. Quindi quello che è l'esempio che vogliamo portarvi e che ci aveva portato anche il professore è un po' nell'arco della filiera che cosa succede a questa diossina. Quindi se nel momento in cui un'alga ha 0,04 parti per milione, da lì che viene mangiata dal pesce, il pesce più grande mangia il pesce più piccolo, alla fine l'uccello si mangia il pesce, arriviamo a 13,8 parti per milioni.